Siamo soddisfatti di questa apertura, è il primo giorno di questa nuova iniziativa, di questa nuova avventura, è aperto il punto AICA a Raffadali in via Porta Palermo al Civico 1, è una grande soddisfazione perché adesso i cittadini raffadalesi avranno la possibilità di chiedere informazioni su tutto quello che riguarda il servizio AICA direttamente a Raffadali senza doversi spostare nella vicina Agrigento, e quindi è una grande soddisfazione per noi avere avuto questa possibilità. Ringraziamo infatti AICA. Il punto AICA sarà aperto 6 giorni su 7, è l'unico punto in provincia di Agrigento che ha tutti questi giorni d'apertura, quindi maggiore soddisfazione ancora. Sono cambiate diverse cose rispetto a come era in precedenza, la situazione degli autobottisti si è modificata anche perché adesso si è attivato un nuovo servizio che è collegato ad un ticket, tutti i raffadalesi che hanno bisogno del servizio devono iniziarlo, devono continuarlo, hanno delle problematiche, potranno riferirsi direttamente al punto di riferimento per avere tutte le informazioni che servono e che necessitano per proseguire il servizio nel migliore dei modi. Oggi siamo qui a Raffadali, siamo molto contenti dell'apertura di questo nuovo punto che ci servirà proprio per dare la corretta informazione e comunicazione a tutti gli utenti di questo importante territorio. Già ci sono altri punti che riguardano la provincia di Agrigento, questa è la nostra modalità operativa, vogliamo che in tutto il territorio insistano dei punti di supporto per tutti i cittadini e gli utenti che per qualsiasi richiesta, per i pagamenti, per le nuove attivazioni possano recarsi direttamente nella loro città e avere tutti i chiarimenti di cui hanno necessità. Questa è la volontà dell'azienda e la volontà di vedere un futuro diverso, un futuro più corretto, dove i cittadini riusciranno ad avere tutto quello che è l'informazione aziendale in tempi più celeri possibili.